Salve, eccoci di nuovo alle nostre lezioni di ortografia napoletana. Oggi vi parlerò di una cosa alquanto lunghetta, anche se cercherò di essere quanto più breve e sintetico possibile. I monosillabi. I monosillabi sono quelle paroline composte da una sola sillaba, monosillaba. Già in italiano ne abbiamo tantissime. Ce ne andiamo, chi se ne frega, tu mi piaci. Tutte queste paroline, tu, mi, chi, si, sono tutti monosillabi. Ce ne stanno tanti in italiano. In napoletano ce ne stanno ancora di più, ma tanti altri. Perché? Perché da dove spuntano fuori? Spuntano fuori dal fatto che noi quando parliamo, specialmente quando chiamiamo, tagliamo le parole. Per cui spuntano altri monosillabi. Oimà! Oimà sta per mamma, oimà, il MMA scompare, ue fra, ehi fratello, per cui scompare un bel pezzo. E ce ne stanno tanti, tutti i nomi. Tagliamo Vicie invece di Vincenzo, Giua invece di Giovanni, Michele invece di Michele e così via. E visto che noi abbiamo la facoltà con il napoletano di accorciare qualsiasi parola, molte di queste diventano monosillabi, che sono come suoni uguali ai monosillabi originali. Per cui come fare per scrivere tutti questi monosillabi che sono uno diverso dall'altro come significato, ma come suoni sono uguali? E diciamo che poi dobbiamo considerare che ognuna di queste paroline, ci stanno le forme corrette e quelle scorrette, che troverete nei testi anche antichi. Ci sono le forme poi antiche e le forme moderne proposte dai nuovi linguisti. Quindi di ogni suono noi abbiamo una varietà di significati e una varietà di grafie. Quindi come cercare di uscire da questo problema? Spero che mi perdonerete se adesso in questa lezione non vi elenco tutto, perché sarebbero centinaia e centinaia e centinaia di parole, tutte simili. Quindi farò soltanto diciamo così, vi darò qualche regolina generale. Comunque vi anticipo che fra non molto uscirà un mio libro, anche in formato ebook, per cui che potrete scaricare, che è il libro da cui ho tratto queste lezioni, e in cui ho elencato tutti i monosillabi che ho trovato nei tanti testi che ho consultato, da quelli antichi, migliaia di testi di canzoni, poesie, teatro, documenti anche. Spiegando, non soltanto riportando la forma, diciamo la grafia, ma anche spiegando perché e per come va scritta così, per cui qual è la forma più corretta, quella meno corretta, meno consigliabile, quali sono le forme antiche e quali quelle moderne consigliate proposte dai nuovi linguisti. Sono centinaia e centinaia, oltre 50 pagine del libro prende soltanto sta roba, per cui immaginate, il libro è di un 120 pagine più che altro, in linea di massima. Beh, vediamo un attimo queste contrazioni come avvengono, perché c'è sta tutta sta roba. Noi abbiamo 21 lettere dell'alfabeto, da cui 5 vocali e 16 consonanti, A, E, I, O, U, e poi ci stanno B, C, tutte queste qua. Già con le 5 vocali sono monosillabi, perché con la A diciamo tante cose. A come ve le voglio scrivere, datemi un secondo. Allora, delle 21 lettere dell'alfabeto che noi utilizziamo, già le 5 vocali e 16 consonanti, già le 5 vocali di per sé sono dei monosillabi, perché le utilizziamo, specialmente in napoletano, per una marea di roba. Faccio l'esempio soltanto con la A, così almeno vi potete fare un'idea. A, vado a Milano, vado a Milano, ok? Poi vengo da Roma, noi diciamo vengo a Roma, perché sempre A. Vado alla spiaggia, vado a spiaggia. La mamma, a mamma. La vedo, a veco. Le voglio bene, a voglio bene. Voce del verbo avere, ha bevuto, ha bevuto. Esclamazione tu stai qua, per cui soltanto con la già abbiamo tutto questo. Ma di ognuno di questi troverete le varie grafie, quelle giuste, quelle sbagliate, quelle antiche e quelle proposte dai nuovi linguisti. Quindi
Quindi tutte le spiegazioni, questo stando con la A, perché poi ci sta con la E, con la I, con la O e anche con qualcosa con la U. Poi passiamo alle varie combinazioni. Anche le 16 consonanti, già soltanto come consonanti, senza niente accanto, diventano dei monosillabi. Che vuoi, s sap, che vuoi si sa, è semplicemente una consonante. E poi abbiamo tutte le varie combinazioni: ba, be, bi, bo, bu, ca, che, chi, co, cu, cia, ce, ci, cio, ciu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu. Per cui praticamente non la finiremo mai. Quindi, come possiamo fare per differenziare tutta sta marea di paroline, di monosillabi? Utilizziamo i cosiddetti segni diacritici. Diacriticos in greco significa che distingue, sono dei segni, delle cose che ci fanno capire che bisogna distinguere, che ci aiutano a distinguere fra due parole che hanno lo stesso suono ma si devono scrivere in modo differente. In italiano ne abbiamo tre. Abbiamo l'accento, la I e la H. Okay. L'accento lo vediamo per esempio sulla parola la mamma e la. Eccola là. Le due là fondamentalmente sarebbero uguali, sempre la è, anche se poi vabbè, ci sarebbero delle sfumature di suono, ma questo non ci interessa. Il là e l'accento qua su c'è unicamente per distinguere i due là. Per cui troverete moltissime paroline che hanno degli accenti non perché lo necessita, il monosillabo non necessita di accento tonico, l'accento che dà forza. Cioè, per esempio, c'è sta la parola Sara, sarà. Sulla prima Sara non mettiamo l'accento, su sarà lo mettiamo. Perché? Perché ci aiuta a capire dove dobbiamo dare più forza, dove deve andare l'accento anche nel parlato. Sara, sarà. Mentre invece sul monosillabo non ci sta, perché solo la è che se là, soltanto là lo puoi leggere, non è che leggi là, poi ci metti più forza, no, là. Per cui questo accento va soltanto come segno diacritico e allora molto spesso troveremo questo accento come segno per distinguere e basta. Poi c'è la I, per esempio la parola gallo, se ci mettiamo una I diventa giallo e la parola getta, sentiamo una H diventa ghetta, getto, ghetto, okay? Per cui questa, la I e la H, serve unicamente a trasformare il suono C e G in K e G. Ecco, il suono K e G diventa C e G se ci mettiamo la I e la H, per cui sono segni che si mettono soltanto per trasformare cose. Questo invece per distinguere questo qua. Questo si usa in italiano. In napoletano usiamo anche la A, la E e la U. La A, la E e la U, che però questi qua si scrivono ma non si leggono. Per cui, per esempio, quando diciamo al padrone, noi diciamo fondamentalmente o padrona, che sarebbe... Ecco qua, per esempio, parliamo sempre del maschile e il maschile che comunque, per esempio, in Italia questo le scriviamo ma non si pronuncia, per cui al padrone noi diciamo allo padrone, per cui diciamo a o padrone, però come pronuncia facciamo soltanto o padrone, per cui molto spesso è bene aggiungere questa A per far capire la differenza fra al padrone oppure il padrone, lo padrone, altrimenti da solo senza la A si potrebbe fraintendere, per cui questa A si scrive ma non si legge. Noi scriviamo a o padrone e leggiamo o padrone. Okay. La E la utilizziamo quando dobbiamo dire per esempio ce la do, gliela do. In napoletano diventa ce la do. Ce lo do in questo caso che ho messo una O, ce lo do, noi diciamo ciorong, il ciò, se noi, come lo scriviamo sto ciò? Come possiamo? Qualcuno addirittura ci mette così, ma non va bene, e qualcuno tenta di scriverlo così. Ok?
Chorung, invece no, qua poiché non ci sta né una I né una E, qua diventerebbe Korung, per cui questa è scorrettissima. Ok? Questa qua è Chorung, potrebbe andare bene, ma il C in napoletano non esiste, non si scrive mai C, si scrive C, che il suono C, per cui viene con la E, per cui questo sarebbe il C. Chestung, si dice Chestung. Purtroppo questo è più corretto come suono, è Chorung, ma non va bene, si scrive Cheorung, per cui la E si mette, ma unicamente per far capire che questa è una C dolce e non è aspra. Okay? E poi usiamo la U, per esempio, con lo zoppo, ok? Noi diciamo ko zuop, diciamo co, per cui C apostrofo, sarebbe con lo, però molti studiosi, diciamo, molti scrittori, molti autori preferiscono ripetere QO, perché noi diciamo diciamo cu, vengo con papà, vengo cu papà, si dice Q in napoletano, il con è Q, per cui si scrive Q, venga Q zia, per cui usiamo la U unicamente per differenziare da qualche altro suono in cui ce ne stanno, invece altri preferiscono, per cui queste tre ci stanno unicamente per differenziare. Okay? E questo è soltanto per le lettere. Poi ci stanno un altro, in napoletano oltre le lettere abbiamo anche la doppia consonante iniziale che va scritta quando serve per differenziare. Per esempio, è il mio, per dire che è un oggetto ben definito, singolare maschile, è il mio, è un mi. Quando invece ne abbiamo tante cose maschili, tanti oggetti per cui una quantità indefinita, è un mi. E in questo caso va scritta automaticamente per differenziare se tu ti riferisci a una cosa ben definita o ti riferisci a qualcosa di indefinito come quantità. Ok? È un mi e un mi. Per cui questo è un altro segno diacritico improprio, perché non è un segno che serve a noi per distinguere. E adesso passiamo agli apostrofi, che anche gli apostrofi ci danno una grande mano a distinguere le parole simili, le paroline simili. Per esempio abbiamo detto che esistono tre tipi di apostrofi. Esiste l'elisione esiste anche in italiano, è una cosa molto usata, quando invece di dire una amica, ho visto una amica, noi diciamo ho visto un'amica, per cui cade la A, ci mettiamo un apostrofo e si attacca, questa l'elisione vuole sempre l'attaccamento, perché noi lo diciamo con una spinta del fiato, un'amica, non diciamo una amica, tutto attaccato, per cui ci vuole l'apostrofo a posto della A che è venuta a mancare e l'accostamento. Mo, in napoletano, per esempio, un bel giochino è quando diventa lo hai, ok? In napoletano viene attaccato, in italiano viene attaccato, diventa l'hai fatto, in napoletano diventa l'hai fatta, per cui già LE, il suono le significa l'hai fatta. Questo è l'elisione, per cui con le abbiamo tante cose, le donne, abbiamo anche l'hai. Poi abbiamo un altro tipo di apostrofo che è l'apostrofo prima, non dopo, vedete, prima. Per cui la mamma diventa a mamma e al posto della L si mette, questo si chiama aferesi, cioè sottrazione, si sottrae una letterina. Elisione significa annullamento. Okay? Per cui abbiamo anche quest'altro tipo. Ma quando troviamo la combinazione fra le due, come nel caso della mamma, il napoletano diventa da mamma. Il della mamma troverete scritto della mamma oppure de a mamma, al posto della E ci mette l'apostrofo, al posto della L ci mettiamo l'apostrofo, quindi vanno attaccate perché la prima, come abbiamo detto, è una lesione, va attaccata all'altra, mentre invece questa da sola può stare da sola e questa che non può stare da sola, questa sì. Per cui quando stanno insieme automaticamente diventano un tutt'uno. Da mamma un altro monosillabo, da mamma, le un altro monosillabo. Quindi questo è il giochino dei monosillabi. Poi la terza occasione, il terzo fenomeno in cui è richiesto un apostrofo è sempre dopo, così come la prima, ma il prima va attaccato e questo invece no. Questo è quando, di solito quando si chiama qualcuno, accade in napoletano però non soltanto, e quando una parola lunga viene accorciata, perché invece di mamma diciamo oi ma,
ma è un monosillabo e giustamente però come ricordare MMA si mette un apostrofo. Ehi fratello, al posto di tello si mette un apostrofo al ricordo. E queste parole sono parole intere, non vanno accostate con niente, per cui sono parole da sole. Così, queste si chiama apocope. Apocope significa accorciamento, abbreviazione. Ok? Questi sono i tre tipi di apostrofe e che vanno assolutamente utilizzati in napoletano perché altrimenti non si capirebbe nulla. Beh, allora, sia per la feresi sia per l'apocope va sempre messo l'apostrofo, come dicevamo, al ricordo dei pezzettini che sono caduti. Però gli autori, non gli studiosi, gli autori, gli scrittori hanno preso un'abitudine che non lo mettono e in quei casi la parola si capisce benissimo, è diventata ormai di uso comune, storicamente consolidata, oppure ognuno comprende benissimo, per esempio nu come articolo indeterminativo, nuaglione, oppure nauaglione, che vengono dal latino unum e unam, vedete, qua vengono a mancare sia la U che la M, nu. In italiano diventa una o uno, ma non si mette in italiano un apostrofo al ricordo della M, no, una, l'ho scritto sempre così senza la M, perché in napoletano dovremmo metterla, si capisce benissimo lo stesso, per cui qualcuno mette l'apostrofo, però non serve. Per cui in quei casi in cui si capisce la parola, evitiamo questo apostrofo perché poi sarebbero troppi. Lo stesso per la parola mo, adesso, che viene dal latino mox. Qualcuno ci mette l'apostrofo, qualcuno addirittura ci mette l'accento. L'accento è sbagliatissimo. L'apostrofo che ci ho mettito a fa è lo stesso Q che viene dal latino cum, che sarebbe con. Vengo cutte. Qualcuno ci mette l'apostrofo, qualcuno non ce lo mette. Potete evitarlo in questi casi, molti autori ne fanno a meno. Sarebbe la stessa cosa della parola italiana re, il re Vittorio, in latino si diceva rex Vittorio, la X cade, mica ci mettiamo la E con l'apostrofo, per cui in quei casi in cui serve evitate. Ed eccoci arrivati agli ultimi segni diacritici, gli accenti. Gli accenti, come abbiamo detto, come già detto prima, l'accento sul monosillabo non va come segno di forza, come accento tonico che dà la forza. Sulla parola Sara non ci va, sulla parola sarà ci vuole per far capire dove dobbiamo mettere più forza, ma sul monosillabo non serve. Per cui è inutile mettere, non so, io e te, ok? Sembra che si dia più forza, io e te, mettere l'accento, no. Io e te, il te va normale, ok. Questo qua si mette casomai per il te. Il te viene messo l'accento per differenziare te da te, ok? Per esempio questo, il te con l'apostrofo lo mettiamo per dire tieni, te, perché la parola tieni si accorcia e diventa te, perché questa al ricordo va l'apostrofo. Lo stesso sulla parola è, Giorgio e Maria non va. È bello, è bella, si mette l'accento. L'accento si mette unicamente per differenziare. Questo è un segno diacritico, non segno perché è più bello. Poi ci sono appunto, come dicevo, l'H come segno diacritico, si mette che è mangiata, hai mangiato, per cui si mette l'H diacritica, eppure è bella giornata, si mette la H diacritica appunto per far capire, altrimenti tutte queste E sarebbero uguali. Questo è l'accento. Poi c'è l'accento quando si accorcia una parola. Per esempio, la parola c'è questa altra abitudine che hanno preso gli autori, ripeto, non gli studiosi, perché gli studiosi, essendo molto precisi, ovviamente il loro lavoro è quello di trovare la scientificità della grafia di una parola, per cui in questo caso non fanno testo, io mi sto occupando degli autori. Vi sto dicendo come hanno fatto gli autori. Ecco, gli autori si sono messi in qualche modo, si sono messi d'accordo e le contrazioni in monosillabi in due casi in cui dovrebbe andare un apostrofo ci mettono l'accento. Per esempio, quando noi diciamo uè fra, ehi fratello, mettiamo l'apostrofo, ma quando diciamo uè fra per dire Franco, con le parole, come i nomi propri non va l'apostrofo, ma va
l'accento. Vedete, la parola è assist, ue fra, tu a sentire non sai se si sta riferendo a fratello o a Franco, mentre invece quando nello scrivere, nella scrittura dobbiamo fare questa differenziazione, quindi mettiamo fratello con l'apostrofe, Franco con, infatti Marie, Lucie, Joie, mettiamo sempre l'accento e mai l'apostrofo. E la stessa cosa con i verbi, con i verbi che t'ha già da, che ti devo dare, sarebbe l'apostrofo, mentre invece mettiamo sempre l'apostrofo, mangià, cantà, dormì, mettiamo sempre l'accento, gli autori mettono sempre l'accento e in qualche caso mettono anche l'apostrofo, però in linea di massima si è consolidato. Ma il fatto è che se si è consolidato con i nomi propri e i verbi all'infinito, mangiare, cantare, sapere, si è consolidata la norma, diciamo, questa loro abitudine di mettere l'accento e non l'apostrofo, di conseguenza anche quando poi questi nomi propri o i verbi all'infinito diventano monosillabi, si mette l'accento e non l'apostrofo. Ok? Questo per esempio, vengo da Roma, casomai si potrebbe dire, troverete anche qualche cosa, vengo da Roma, vengo da Lomare, si mette da normale. Il da, nel senso di dare all'infinito, da, e questo nel caso di imperativo, dai i soldi a tuo figlio, dai i soldi a figlia, si mette con l'apostrofo, al ricordo dell'apocope. Ma buono? E per finire c'è l'accento circonflesso, A, E, I, O, U e anche la I lunga con il tettuccio sopra, con il circonflesso. Ma io spero che mi perdonerete, ma preferisco non approfondirlo ulteriormente perché già ne abbiamo parlato in una lezione tutto sull'accento circonflesso, ma io preferisco non approfondirlo perché, come ho già detto più volte, fino agli anni 70 del 1900, 70, 80, 60, comunque nel dopoguerra del Novecento, non esisteva. È stato proposto dagli studiosi moderni per risolvere alcuni problemi della ortografia napoletana. Ma nelle oltre 100.000 canzoni napoletane e nelle migliaia e migliaia di commedie, documenti, favole, novelle, racconti, non le troverete mai perché non esistevano. Okay? E poiché lo scopo delle mie lezioni è insegnarvi l'ortografia con cui è stato scritto tutto questo ben di Dio, affinché possiate comprenderlo, se vi insegno una scrittura poi diversa, con dei segni diversi, con delle regole diverse, proposte ai nuovi linguisti, più corrette, da un punto di vista linguistico è corretto, però a me interessa insegnarvi come si è scritto in modo che possiate comprendere quella roba là. Se vi insegno un napoletano diverso, poi mi scrivete e mi dite ma che c'entra? Che ci ha insegnato a scrivere? La tua scrittura non c'entra niente con quella di Bovio, di Giacomo, De Filippo, Totò e tutta questa bella gente qua, perché loro non utilizzavano l'accento circonflesso, per cui ve ne parlo perché è giusto che sia così. Ma poi c'è anche un altro problema, che non tutti gli studiosi sono d'accordo su come usarli. Chi lo usa in una maniera e chi lo usa in un'altra. Chi è d'accordo con alcune cosine e chi è d'accordo con tutto. Per cui la situazione si complica un po'. Nel mio libro, come vi accennavo, io ho inserito tutte le loro proposte e tutti i loro usi, indipendentemente se qualcuno è d'accordo su uno o sull'altro, però li ho messi tutti perché è giusto che sia, anche perché poi dagli anni 70-80 si sta incominciando a usare e ci sono tante belle poesie e tante belle commedie che lo prevedono, per cui è giusto che sappiate anche queste, diciamo, come utilizzarlo, come capirlo. Bene, e con questo siamo arrivati alla fine anche di questa lezione, è un po' lunghetta ma spero che vi sia servita a qualcosa e scusate, spero di essere stato chiaro. Vi saluto come sempre, vi ricordo che troverete tutte le mie lezioni sulla mia pagina YouTube e anche alla pagina Facebook, al gruppo Corso di Ortografia Napoletana. E comunque, se avete anche altri dubbi, scrivetemi, troverete tutti i miei numeri, i miei recapiti al sito www.enzocarro.it. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata. Ciao ciao.